Buonasera e ben ritrovati alla città che vorrei, quinta appuntamento del nostro approfondimento informativo in vista dell'appuntamento elettorale di giugno. Dopo aver ospitato i candidati sindaco Gianluca Posocco, Giovanni Braido e Mirella Bagliana, questa sera abbiamo qui ospite la quarta candidata sindaco che è la Luisa Camatta. Buonasera Luisa. Buonasera Claudia. Prima di cominciare vi ricordo che anche questa sera c'è modo di porre le domande alla candidata sindaca Camatta, come scrivendoci un SMS o un WhatsApp al numero che vedete anche in sovraimpressione, che è il 348 21 11 373. E prima di passare alle domande, come sempre, una breve introduzione su chi è Luisa Camatta. Ha 40 anni, è una libera professionista in consulenza d'immagine e tra i candidati sindaco è il volto nuovo di questo appuntamento elettorale. Allora Luisa, innanzitutto, come mai ha deciso di candidarsi alle amministrative di Vittorio Veneto? Grazie, io premetto una cosa, vorrei ringraziare moltissimo per la voce che ci state dando tutti voi giornalisti che a qualsiasi titolo fate questo lavoro, che non è semplice e lo fate veramente molto bene e siamo sul serio onorati che una piccola lista civica, perché è nata così insomma, di appassionati abbia diciamo questa visibilità, questa attenzione, quindi innanzitutto ci tenevo a dire questo. E allora, perché mi sono candidata? Allora, in realtà, da quello che anche i cittadini hanno potuto constatare, siamo arrivati un po' per ultimi, nel senso che effettivamente io ho accettato questa proposta di candidatura da parte di Rete Civica un mese fa, più o meno. È stato uno scavo interiore veramente chirurgico, quello che mi ha portato ad accettare, perché diciamo ho sentito forte e chiara la responsabilità di un ruolo del genere, che è un ruolo di portavoce di una realtà civica, ma è anche un ruolo di guida e per come concepisco io la leadership è soprattutto creare coesione e unione e valorizzare tutte le idee e tutti i membri. Chiaramente non è così semplice perché una rete civica ha il vantaggio di avere un pluralismo al proprio interno e questo è sempre un'opportunità grandiosa per recepire veramente i bisogni di una cittadinanza, qualsiasi sia, tra virgolette, il colore di appartenenza. D'altro canto però, sapete bene, in tutti i gruppi umani, quando si tratta di mettere insieme tante personalità, anche forti, anche insomma dei caratteri belli forti, serve una capacità veramente di mediazione e secondo me in un certo senso è anche un ruolo che dovrebbe ricoprire un sindaco, tutto sommato, perché mi riferisco per esempio al nostro territorio, alla città, ci sono già tantissime realtà che fanno delle cose grandiose e molto spesso però non c'è coesione. E quindi il pubblico dovrebbe in questo senso fare proprio da collante e anche da indirizzo, quindi dare modo ai privati di fare ancora meglio, sempre con meno ostacoli, ciò che già sanno fare bene. Il motivo per cui ho accettato è un misto di, se vogliamo, idealismo e pragmatismo, nel senso che la parte idealistica io credo che ci debba sempre essere, anche quando diciamo tecnicamente bisogna prepararsi e essere appunto informati e molto appunto solidi, però senza una forte passione e veramente la voglia di veder rinascere la tua città è un compito talmente impegnativo che uno non se lo prenderebbe mai. E questa cosa non manca, ma in tutta la mia squadra, è proprio una cosa chiara. E l'altra cosa a cui mi appello, in un certo senso, e mi metto un po' sulle spalle di altre giganti che hanno fatto un po' la storia della politica italiana, ricordo per esempio una citazione di Tina Anselmi, che è stata la presidente della Commissione Pari Opportunità, insomma, nazionale, ed è stata ministro della Sanità. E lei diceva che quando le donne scendono in politica sono sempre battaglie che fanno ed eventualmente vittorie per l'intera società. Cioè la politica femminile è quasi sempre una politica di inclusione e di unione e di pace.
Io ci credo profondamente, cioè io penso che davvero anche diciamo la donna in politica non deve essere semplicemente considerata una quota rosa, ma deve essere considerata veramente un individuo che proprio anche per il suo ruolo materno è veramente interessata al bene collettivo e alla dimensione della cura, assolutamente, e questo è quello che mi anima nel profondo poi. Allora, lei con Rete Civica per Vittorio Veneto si presenta, come dice il nome stesso della lista, come una lista civica svincolata dai partiti e non ha neanche esperienze amministrative, sebbene nella lista mi pare ci siano, se vuole anticipare, delle persone che comunque hanno maturato un impegno civico per la città. Verissimo, noi siamo una lista civica pura, effettivamente. Ci sono esperienze anche di vittorie recenti in altri comuni, mi riferisco, non so, a Breda di Piave, a Silea, in cui le liste civiche hanno trionfato proprio perché c'è anche la necessità di svincolarsi magari da ideologie che possono anche un pochino limitare e riferirsi invece soprattutto a livello comunale a quella che invece è l'esigenza che nasce dal basso proprio e appunto il contemperare i vari interessi. E quindi sì, è vero che non ho esperienza amministrativa e questo voglio dire è il prezzo da pagare, se vogliamo, il contraltare rispetto all'essere pulita, diciamo, da pregresse esperienze politiche. È vero che ci sono pro e contro, questo sicuramente, non voglio in nessun modo vendermi per quella che non sono, né men che meno veramente vendere aria fritta o fumo. È vero che mi manca un'esperienza amministrativa, è vero che la laurea, diciamo anzi la prima frequenza di giurisprudenza, insomma, aiuta, nel senso che un minimo di diritto amministrativo e di competenza legale c'è, però è anche vero che non potrà mai essere paragonabile a 5 anni in consiglio comunale e 5 anni da vice sindaco con uno o con l'altro mandato. Certo. Però dico anche che diciamo che se con tutta questa esperienza certi temi sono ancora lì da 40 anni, allora ad un certo punto bisogna aprire alle novità, dico io, perché è vero, manca l'esperienza, però attenzione, magari manca a me, ma io ho una squadra alle spalle di persone che hanno frequentato e hanno animato i consigli di quartiere, per esempio quando ancora c'erano, poi sappiamo tutti che fine hanno fatto. Però sono persone con esperienza e non solo, attenzione, con passione. E la passione, quella non manca a nessuno, ti fa imparare le cose velocemente. Quindi quando c'è una base, diciamo, anche di conoscenza amministrativa, di esperienza per quello che uno ha fatto, dopodiché tutto il resto si impara, come hanno fatto tutti. E quindi, cioè, lasciateci tempo e starete a vedere. Ecco, lei diceva poco fa che Vittorio Veneto si ritrova dopo 40 anni ad affrontare sempre gli stessi problemi irrisolti. Facciamo un esempio. Sì, allora uno dei grandi problemi è il decoro urbano e la viabilità, per esempio, ma anche per esempio la concertazione degli eventi. Io vedo che ci sono appunto tantissime associazioni del terzo settore, ma veramente anche enti privati, che organizzano delle cose fantastiche, cioè ci sono veramente tante manifestazioni, ma vedo che alle volte manca proprio un filo conduttore, non solo che le unisca, ma che faccia in modo che la pubblicità, per esempio, sia condivisa, ma anche a livello di portale del comune, per esempio. Cioè si potrebbe implementare veramente tantissimo la collaborazione e l'indirizzo, in modo tale non solo da attirare visitatori dei comuni limitrofi, ma anche nei confronti dei turisti. Quindi, vede, una delle cose che vedo è poca coralità nell'organizzazione di quello che già esiste. Quindi alle volte pensiamo che magari il comune si debba inventare delle cose e in qualche caso è vero, certo, magari nuovi sportelli, intercettare nuove esigenze, però la maggior parte delle volte, una volta che tu dai un indirizzo e che ascolti sostanzialmente, questa è una cosa veramente importante da fare, cioè mescolarsi alla gente e sentire le esigenze reali. Dopodiché alle volte puoi limitarti a non fare, cioè a lasciare che l'iniziativa privata faccia e faccia anche bene. Certo che serve dare un indirizzo e una sistemazione, un ordine, perché sennò si rischia, come succede spesso anche a me personalmente da cittadina, di avere magari 3 manifestazioni, 3 eventi tutto lo stesso giorno. Ma no, caspita, allora o uno va da una parte o uno va dall'altra. Allora concertiamo le cose,
Altri temi, per esempio quella della viabilità, è un tema annoso, che però va veramente preso in mano e risolto. Sono stati fatti dei pezzi, diciamo, quello più recente probabilmente è il traforo di Sant'Augusta, però diciamo che mancano anche dei pezzi. Un altro pezzo importantissimo è tutta la viabilità di San Giacomo e tutto ciò che concerne la zona industriale. Quindi quelli sono temi che devono trovare uno sbocco, assolutamente. Bisogna fare rete con i comuni limitrofi, ma anche con tutti i portatori di interessi, tra cui, non so se parliamo della zona industriale, con gli imprenditori. Quindi è vero che da un lato è un territorio conformato in un certo modo, anche anticamente aveva esigenze diverse, quindi le strade che c'erano andavano bene un tempo, oggi sono sottodimensionate, però come amministrazione comunale e di concerto diciamo con gli enti anche sovraordinati dobbiamo trovare delle soluzioni, perché da quello dipendono tante cose, anche il rilancio commerciale, il rilancio turistico, l'espansione industriale, quindi quelli sono dei nodi assolutamente da risolvere. Parliamo adesso di sport, ho visto proprio oggi sulla sua pagina Facebook che nelle ore scorse è stata in visita alle piscine comunali, un tema che abbiamo affrontato anche con gli altri candidati sindaco. Quali sono le sue progettualità per le piscine? Allora, noi come Rete Civica abbiamo inserito nel programma diverse realtà sportive che aspettano proprio una sistemazione a vari livelli. Una di queste è sicuramente tutto il complesso delle piscine. Pensi, piccola nota personale, che io in quella piscina ho imparato a nuotare, cioè erano gli anni, i primi anni 90 e mio papà ha pensato bene di lanciarmi dentro e dire arrangiati, quindi cioè io ho anche veramente un legame affettivo con quel luogo, assolutamente, lo frequento da sempre. E ovviamente è nata negli anni 70, non possiamo pensare che sia oggi un luogo insomma idoneo, no? Ci sono tanti interventi da fare, in parte c'è già un progetto per quanto riguarda la sistemazione antisismica, per quanto riguarda il pozzo, quindi pescare l'acqua non più diciamo dai rubinetti dell'acqua potabile ma dalla falda. C'è tutto il progetto della coibentazione, però manca implementare il progetto con un ammodernamento totale, diciamo, anche per quanto riguarda gli spogliatoi e l'area esterna, quindi piscina interna, piscina esterna, perché è in un luogo fantastico, cioè è veramente nel posto giusto. Tutti i comuni vorrebbero avere una piscina in cui tu puoi vedere da una parte le montagne e dall'altra il fiume, praticamente. Quindi cioè, è in un contesto già sportivo, perché ha il palazzetto vicino, la pista di atletica vicino, quindi insomma dobbiamo mettere mano alle piscine nel modo più assoluto. È una sistemazione chiaramente importante, però i soldi vanno trovati, sono cose importanti, anche perché tutto l'assetto sportivo, diciamo, si ricollega anche alle possibilità per i ragazzi. Quindi se noi vogliamo avere un futuro come città, dobbiamo dare dei luoghi dove i ragazzi imparino a vivere, come dire, e lo sport è un modo sanissimo per convogliare le energie, per imparare a stare insieme agli altri, ma anche per imparare a stare insieme agli altri in un certo modo, cioè in un modo che sia costruttivo e che sia appunto sportivo. È fondamentale. Lei parlava appunto di giovani ed è innegabile che la città di Vittorio Veneto registri una decrescita, un decremento demografico che si accompagna anche con un aumento dell'età media. Ecco, come rendere più attrattiva Vittorio Veneto alle giovani coppie? Allora, assolutamente. Noi abbiamo una grande fortuna in città di avere tutte le scuole. E questo è un unicum, diciamo, nel panorama dei comuni attorno a noi. Quindi questa cosa la dobbiamo assolutamente valorizzare e dobbiamo fare in modo che questi ragazzi ad un certo punto, finito diciamo quell'iter scolastico, non se ne vadano. E in questo momento c'è un problema generale e nazionale di cosiddetta fuga di cervelli. Però c'è anche una fuga di gambe, nel senso che uno poi quando deve trovarsi una casa, se non trova dei contenitori idonei per formarsi una famiglia e non trova quei servizi che alle coppie con figli o che hanno intenzione di averne semplificano la vita, per esempio un asilo,
è chiaro che una persona ci pensa 2 volte. Io le dico, ho scelto di venire a vivere a Vittorio Veneto, le spiegavo prima da un paio d'anni, 1 anno e mezzo a questa parte. Sebbene sia di Vittorio Veneto nata. Sì, io sono nata a Vittorio Veneto, assolutamente, e difatti sono molto legata anche all'ospedale, perché con tutti i posti dove poteva andare a partorire mia mamma, ha scelto Vittorio Veneto, e non a caso, perché all'epoca il reparto era un'eccellenza del territorio. Quindi insomma ci sono tanti punti emotivi, diciamo, della mia storia che riguardano proprio questa città. Ma tornando a noi, è chiaro che per i ragazzi, prima di tutto bisogna parlare con i ragazzi, perché noi adulti, diciamo, parliamo sempre dei ragazzi, ma parliamo poco con i ragazzi, cioè molto spesso li accusiamo, no, di non essere partecipi alla vita cittadina, alla vita politica, ma quante volte andiamo davvero ad ascoltarli ed ascoltare le loro idee? Questo va fatto, e va fatto prima di tutto in collaborazione con le scuole, che già fanno delle iniziative fondamentali. Vedevo per esempio il Beltrame, che di recente ha realizzato quel progetto, diciamo, in cui si faceva un sondaggio, insomma, sulla percezione della vita in città. Cioè, quelle sono iniziative di un civismo fantastico, vanno implementate, ma vanno creati veramente un sacco di laboratori e di attività in cui i ragazzi possono dire la loro, da attività artistiche, diciamo, per cui potrebbero diventare anche un rilancio per zone degradate. Per esempio, ricordiamoci che abbiamo un istituto d'arte, cioè lì veramente sa quanti concorsi si potrebbero fare di idee, di progetti artistici. Quindi le artistici. potenzialità non mancano? Secondo me no, nel momento in cui hai così tante scuole, così tanti ragazzi in gamba, perché sono tutti in gamba, hai tutte le realtà sportive, ricordiamoci che ci sono delle realtà sportive pazzesche, alcune che stanno in piedi sul puro volontariato, per esempio il discorso del rugby, cioè questi diciamo bacini di civismo vero e proprio non solo vanno intercettati, ma vanno valorizzati. È il famoso indirizzo che un comune, un ente pubblico deve dare all'iniziativa privata, che già esiste. Quindi sì, per le giovani coppie ci sono sicuramente degli interventi da fare in quanto a case, per esempio, perché in questo momento effettivamente mancano, sia da comprare che da affittare. E quindi lì tutta una serie di interventi, anche in collaborazione col privato, chiaramente, potrebbero essere risolutive. Per fortuna è appena stato approvato il PAT, di conseguenza abbiamo anche lo strumento dei crediti edilizi. Io non sarei per consumare altro territorio, sarei proprio per valorizzare l'esistente, perché se ci perdiamo la bellezza del territorio e dell'ambiente, della natura, ci perdiamo praticamente il 60% di quello che ha Vittorio Veneto. Cioè, io personalmente ho scelto Vittorio Veneto perché c'è una purezza dell'ambiente, dell'aria, dell'acqua di un certo tipo. Quindi dobbiamo stare molto attenti a come gestiamo questo patrimonio ambientale. E però all'interno di questo dobbiamo dare risposta a delle esigenze basilari, tra cui quello di avere un tetto sulla testa, ovvio, a dei prezzi abbordabili appunto per le giovani coppie. L'altro grande diciamo motore di sviluppo è il lavoro, per forza di cose, quindi tutta la zona industriale, ma anche le attività commerciali, artigianali che vanno rilanciate in centro. Per forza, cioè sì. Lì diventa necessario. E poi c'è tutto il comparto, per esempio, turistico, che può creare non solo posti di lavoro, ma anche arrotondamenti di stipendi, perché penso per esempio all'esperienza dell'albergo diffuso. Già a Serravalle, diciamo, si sta creando un po' questa logica, insomma, di ospitare anche in stanze magari che uno ha in più in casa. Va potenziato e va soprattutto organizzato come fanno in altri comuni. Nel frattempo ci arriva da casa una prima domanda. Quali sono concretamente le 5 cose che farebbe nei primi 100 giorni? Allora, ci ho pensato tanto, di solito di notte. Guardi, la prima cosa che farei è andare a conoscere veramente di persona tutta la squadra comunale, diciamo così. Cioè, io penso veramente che quando vuoi mettere in campo dei progetti, sia attraverso le persone che poi li concretizzi, e devi capire esattamente se queste persone che formano la tua squadra d'azione sono messe nelle condizioni migliori di lavorare e di realizzare.
ci sono dei problemi di sottorganico in questo momento, per esempio in comune. Ecco, quelli vanno risolti in tempo zero, assolutamente, perché non è possibile che un comune funzioni se c'è un sacco di roba da fare e poca gente che lo fa. D'altro canto, le persone esistenti ovviamente vanno capite, perché c'è anche un feeling che bisogna instaurare, e poi vanno indirizzate in maniera molto chiara, in modo tale che possano svolgere il loro lavoro senza incertezze. Quindi prima di tutto farei questo. La seconda cosa, ma praticamente negli stessi giorni che farei, è andare a conoscere tutte le realtà del territorio, dalle imprese ai commercianti, agli imprenditori, agli agricoltori, a tutto il comparto enologico, a veramente tutte le realtà associative, culturali, tutti quelli che già operano, sportive, Sì. in modo tale da capire cosa fanno, come lo fanno e come potrebbero farlo ancora meglio, perché poi sono loro che di solito chiedono esattamente di cosa hanno bisogno, quindi te non devi inventarti le cose, lo sanno benissimo loro cosa hanno bisogno. Abbiamo fatto 2 settimane fa un incontro con il Piccolo Rifugio, per esempio, che è stato illuminante, perché loro esistono già come realtà, sanno esattamente quali sono le loro problematiche e quali sono le cose da implementare. Quindi tu, semplicemente ascoltando la cittadinanza, gli enti che già esistono, tu hai già una strada tracciata in un certo senso. E la terza cosa che farei è rilanciare immediatamente l'immagine della città. Cioè, lei vedrà nel nostro programma, lo presenteremo il 17 alla cittadinanza, non ci siamo limitati a scrivere decoro urbano, perché decoro urbano è ancora troppo poco. Noi vogliamo la bellezza ovunque, ma una bellezza profonda, ispirante, qualcosa che veramente ti allarghi il cuore. Cioè tu devi arrivare in città e immediatamente, non so, la scalinata a Bianchi, per esempio, quella appena fuori dalla stazione, cioè deve essere strepitosa. La rotonda del casello sud dell'autostrada non può avere la moquette di plastica, non esiste, cioè deve avere i fiori, deve avere, non lo so, i vitigni, per esempio, cioè ci deve essere qualcosa che ti allarga il cuore subito e che sia immediatamente un benvenuto per chiunque arrivi, che sia un turista, che sia un visitatore che viene a qualche evento. Cioè dobbiamo essere orgogliosi della nostra città. E come si estrinseca un orgoglio cittadino? Attraverso la cura, quella famosa cura di cui parlavo prima, cioè ogni singolo millimetro della città deve trasudare cura, perché io so che i vittoriesi sono felici di essere vittoriesi, sono estremamente orgogliosi, c'è un sacco di movimento, c'è un sacco di passione civica, ma bisogna mettere insieme le forze. Venendo per chiudere la quarta e quinta cosa che farebbe, visto che il telespettatore ne chiedeva 5. Quarta, quinta, allora riorganizzare tutto il comparto sportivo e poi rilanciare il comparto sociale, che peraltro è già molto interessante secondo me a Vittorio Veneto, ma si può fare di più, secondo me si può. Cosa fareste quindi ad esempio per il sociale? Allora, per esempio una cosa che farei anche su spunto di altri comuni che hanno già attivato questi tipi di servizi è uno sportello specifico, esiste già uno sportello di ascolto alle famiglie, ma io vorrei arrivare con esperti del settore a intercettare il disagio giovanile, per esempio, che è qualcosa che interessa notevolmente negli ultimi anni la città, ma secondo me è un'opportunità non colta, cioè ci sono sicuramente dei ragazzi che vengono magari da situazioni problematiche. Allora in quel caso o è la famiglia che magari si fa carico di questo, chiede aiuto, perché alle volte ci possono essere delle situazioni contingenti che non ti fanno neanche esplicare fino in fondo il tuo ruolo genitoriale nel modo più sereno, ci possono essere difficoltà economiche, difficoltà di vario tipo, ma se così non fosse, cioè se non fosse la famiglia a chiedere aiuto, deve essere il singolo ragazzo che può venire a chiedere aiuto. Io questo lo voglio dire a chiare lettere, cioè non devono sentirsi soli, è questo il fatto. Quindi bisogna istituire non solo delle sale, magari proprio di studio, in cui si possono riunire, anche in un certo senso, non dico in autogestione, ma quasi, in modo tale che si sentano a casa loro, ma poi lì ci vogliono delle persone preparate, diciamo,
accogliere i segnali di disagio, perché tutta quella rabbia, diciamo, tutta quella voglia di rompere le cose, io sono convinta che può essere incanalata, cioè che va bene i DASP urbani, va bene le punizioni esemplari, ma lì arrivi sempre dopo. È prima che tu puoi fare qualcosa e la prima cosa che tu puoi fare è ascoltare, cioè lì dove c'è qualcosa che non va, tu devi essere lì con l'orecchio aperto, grande così. Altra domanda da casa, Vittorio Veneto ha molti immobili, alcuni sono in dismissione, ad esempio la Muffin, lei cosa farebbe? Allora, lì bisogna fare un sopralluogo fatto bene, nel senso che so che la Muffin è un contenitore in questo momento, però non vuoto, nel senso che c'è tutta la parte dei magazzini comunali, quindi chiaramente se ci fossero cose da tenere e da valorizzare, come immagino che sia, perché se è un magazzino comunale non vanno certo a tenere cose inutili, bisogna trovare un luogo alternativo. Pensando di individuarlo, questo luogo alternativo, c'è un'opzione fondamentale da percorrere che è quella o della rivendita, voglio dire, oppure di un progetto concertato, però a quel punto sì che bisogna sentire tutti i portatori di interessi della città per capire che cosa serve alla città. Perché noi abbiamo tanti contenitori vuoti, cosiddetti, alcuni veramente fatiscenti e quindi anche bisognosi, come dire, di tanto denaro per essere rimessi in funzione, però è anche vero che un contenitore vuoto è un'opportunità da cogliere, perché se tu vuoi sviluppare in un certo modo la città e hai una visione a lungo raggio, avere dei posti vuoti è una benedizione. Chiaramente li devi prendere per mano nel momento in cui hai già chiaro il progetto, perché altrimenti rischi di fare dei micro restauri conservativi, delle mezze cose che magari ti costano in termini di progettualità, eccetera, per poi in realtà non realizzare proprio niente. Quindi lì io sentirei prima di tutto i portatori di interessi, dopodiché si capisce cosa fare e quanti soldi servono per farlo, ovviamente, perché il grosso tema è sì, chiaramente sono le anche risorse questo. economiche. Assolutamente le idee sì. non mancano, però quando si tratta di attingere poi al bilancio assolutamente, dobbiamo anche cominciare a non pensare più al bilancio come soltanto un limite, non so come dire, cioè sì, è vero, ci sono le casse comunali che sono limitate per forza di cose. È anche vero che adesso si sbloccheranno tutti gli interessi sui derivati, insomma ci saranno comunque dei ritorni in cassa. C'è un PNRR che va sfruttato e lì torniamo alla squadra diciamo amministrativa, alla macchina comunale, nel senso che noi dobbiamo intercettare più fondi. Ci sono i fondi europei, ci sono altri comuni come San Vendemiano, come Conegliano, come Treviso che ne hanno intercettati milioni su milioni. Dobbiamo cominciare a farlo anche noi, a costo di prendere una persona specifica, cioè proprio un ufficio specifico per fare questo, o rivolgersi a degli enti privati, a delle imprese che fanno questo per lavoro. Quindi noi dobbiamo diventare anche, tra virgolette, molto creativi nella previsione finanziaria, ragionare un pochino da imprenditori in questo senso, non dobbiamo limitarci a ragionare con i soldi pubblici, ma a crearne quasi. Peraltro una sistemazione urbana richiamerebbe anche degli investimenti esterni, perché quando tu hai un territorio meraviglioso come Vittorio, e quello in un certo senso non abbiamo merito, dobbiamo solo preservarlo, ma quando tu riorganizzi una città in modo tale che sembri un giardino accogliente quando tu arrivi, ma io sono sicura che arrivano proposte da fuori, è certo, perché è successo dappertutto. Sì. Oggi è stata una giornata importante per la vostra civica perché avete depositato in municipio la lista, i termini sono questi. Ecco, ci arriva un videomessaggio da Carlo Casagrande che è uno dei candidati della lista. Lo vediamo. Presentare la nostra lista civica, Rete Civica per Vittorio Veneto, è una grossa soddisfazione. E consentitemi, c'è anche un po' di emozione nel offrire questa opportunità ai vittoriesi, ricordandoci anche che una lista civica senza i partiti, che corre da sola, è forse la proposta più genuina da offrire ai vittoriesi. Grazie e buona serata. Ecco, ho parlato di una proposta genuina. È proprio vero, grazie Carlo.
Oggi ci siamo sentiti fino all'ultimo minuto, aveva delle cose di lavoro da fare, ma è sempre presentissimo, è stato uno dei motori di questo progetto, è stato il padrone di casa, nel senso che le prime riunioni anzi tutte le riunioni le abbiamo svolte da lui. E si è prodigato tantissimo a livello anche proprio burocratico con l'esperienza che aveva, fino ad arrivare appunto oggi alla consegna. Sì, è vero, siamo una lista civica che è nata dalla passione di tanti, abbiamo sempre più appoggi, tra l'altro da quando è nata e si è concretizzata anche la mia candidatura, ho sentito veramente tanto fermento attorno alla nostra lista e di questo ringrazio veramente tantissimo i cittadini, perché evidentemente hanno capito che c'è una fortissima volontà e hanno capito la nostra passione, proprio la voglia di cambiare passo in un certo senso, di fare qualcosa di nuovo. È vero, siamo proprio puri, nel senso che al nostro interno, come le dicevo prima, ci sono tantissime provenienze anche, voglio dire, ideologiche, per forza di cose, perché tutti noi da appassionati abbiamo sempre votato, quindi insomma avremo votato anche cose diverse. E proprio questa diversità ci arricchisce molto, perché ci permette di essere trasversali nel recepimento degli interessi, e credo che questo veramente non solo ci distingua da altre coalizioni in campo, ma anche ci rende molto vicini alla città, cioè proprio al tessuto sociale reale, che è complesso ed è variegato, non è di un solo colore, insomma. Sì. Un'altra domanda da casa sul tema del turismo. L'UNESCO è una grande opportunità, ma soprattutto su questo tema come intende agire per rendere Vittorio Veneto un luogo di interesse? Certo, è verissimo, l'UNESCO è una possibilità incredibile. Proprio l'altra sera c'era una riunione, tra l'altro, di imprenditori del territorio UNESCO in vari settori, quindi varie imprese che si sono riunite con il patrocinio del comune di San Pietro di Feletto. A me piace molto guardare quello che fanno anche gli altri comuni, perché c'è molto da imparare, cioè vediamo delle strade già tracciate, dei progetti già iniziati, e possiamo imparare molto. E che cosa stavano cercando di fare? Creando una rete sostanzialmente di imprese sul territorio che potessero presentarsi sostanzialmente ai turisti in modo tale da far capire a un cicloturista che viene dal nord Europa, a un turista culturale che viene da qualsiasi altra parte, che ci sono proprio dei percorsi che possono fare, enogastronomici ma allo stesso tempo culturali, diciamo che vogliono creare proprio una sorta di percorso. E io ho pensato questa cosa si allaccerebbe benissimo con l'app, per esempio, che è appena uscita del comune, che mappa, diciamo, dei territori di interesse, cioè dei luoghi di interesse turistico e culturale, ma mappa solo i luoghi, come dire, mancano le imprese. Cioè, ancora una volta c'è un pezzo, quindi noi abbiamo anche, come dire, l'onere e l'onore di recepire una torcia, diciamo, e implementarla, perché credo veramente che quello che è stato fatto vada valorizzato, non vada solo criticato, sono capaci tutti, ma partiamo da dove sono arrivati gli altri e andiamo oltre. Una delle cose che farei è proprio questa, cioè mettere in rete, e per rete intendo dire sul web, ma anche sul sito del comune, ma anche di concerto con gli enti che si occupano di turismo, quindi le agenzie turistiche, gli alberghi, i bed and breakfast, cioè tutti quanti dobbiamo lavorare insieme affinché l'esperienza nella nostra città sia un'esperienza da ripetere sostanzialmente, e soprattutto che venga canalizzata, cioè il turista non va, come dire, accolto e poi lasciato a se stesso che si arrangi, cioè tu gli devi comporre proprio degli itinerari, mettendo in collegamento la nostra terra anche a livello storico-culturale con altri luoghi, penso per esempio al Cansiglio, penso a Venezia, che hanno uno stretto legame con la nostra città e che va raccontato. Perché abbiamo veramente tanta di quella storia, tanta di quella cultura, tanta di quell'arte, però se tu, una persona che arriva, non gliela spieghi, cioè ok, va a vedere le case, va a vedere i musei, però non si fa un'idea vera e propria della ricchezza di tutto quello che abbiamo sotto i piedi, e non per nostro merito, ma perché ce lo siamo ritrovato. Noi abbiamo il compito però di prendercene cura, di valorizzarlo, quindi a livello turistico io creerei rete e ammodernerei, diciamo, l'offerta turistica recependo quelli che sono i nuovi strumenti, che sono anche digitali, come no?
Bene, ci fermiamo per una breve pausa, a tra poco. Rieccoci in studio, La città che vorrei. Questa sera abbiamo ospite la candidata sindaca Luisa Camatta di Rete Civica per Vittorio Veneto. Allora, in questi giorni, lo testimonia anche il social suo, lei sta girando le aree abbandonate della città. Ecco, che idea si è fatta in particolare di Villa Papadopoli, che è un tema, insomma, che sta entrando nel dibattito di questa campagna elettorale? Oh sì, quello è proprio un colpo al cuore per me ogni volta che la vedo, nel senso che abbiamo questa fortuna incredibile di avere una villa splendida, un pezzo di storia tra l'altro, perché sappiamo tutto quello che è successo lì dentro, e il parco, a me fa impazzire il parco con questi alberi incredibili. E sede tra l'altro culturale già, perché biblioteca, università della terza età, rotonda degli artisti, quindi ha già una vocazione di un certo tipo, e io assolutamente questi soldi li voglio trovare. Io so che è incredibile, cioè che è veramente un tema grossissimo. Si parla di almeno 12 milioni di euro. Assolutamente, però vuoi vedere che non troviamo un imprenditore o diciamo, io credo molto nella sinergia pubblico-privato, quindi è chiaro che le casse comunali non le possiamo svuotare con un unico immobile, perché chiaramente tutti i cittadini di Ceneda farebbero la ola, però tutti gli altri rimangono a secco, quindi questo chiaramente non si può attuare in questo modo. Quello che si può fare è intercettare questi famosi bandi, oppure cominciare a ragionare di comune accordo, di tavola rotonda proprio col privato, però anche qui in maniera un po' creativa. Esistono i partenariati, esistono le formule di concessione, per esempio per alcuni anni, possono essere 100 anni, cioè piuttosto che pensare di venderla o di metterla un attimo in sicurezza sempre con la prospettiva di venderla o di vederla in rovina, ma vuoi vedere che mettendo insieme le forze non salta fuori un investitore? Voglio dire, è saltato fuori in altri comuni nel momento in cui tu hai le idee chiare e attrai anche con progetti interessanti, perché e ovviamente fornendo dei servizi idonei. Noi per esempio nel programma abbiamo inserito la parte di Villa Papadopoli, ma anche la sistemazione della piazza Giovanni Paolo I, fontana, gradoni, pavimentazione, il problema dei parcheggi, sì. Assolutamente, cioè l'area ex Rossi, lì bisogna portarle lì le macchine.
Sono d'accordo che non puoi immediatamente togliere il parcheggio perché sennò le attività produttive che magari già stanno arrancando gli tagli direttamente alle gambe, però il futuro è quello, cioè quella piazza deve avere una dignità di piazza, ci devono essere cinema all'aperto, eventi estivi, cioè deve essere vissuta come una piazza, deve essere anche all'altezza proprio della bellezza di quel luogo. C'è un museo, c'è un duomo, c'è un seminario, c'è un parco strepitoso, c'è la biblioteca che deve continuare a esserci, anzi va implementata, vanno tolte le barriere architettoniche, c'è una villa che sono certa potrebbe diventare sia area ricettiva, per esempio per tutti i manager del comparto della zona industriale, ad esempio, che attualmente vanno a dormire a Conegliano, ma io dico possiamo farci scappare tutte le occasioni così quando abbiamo un posto non solo ricettivo ma bellissimo, cioè che ci invidiano tutti, dobbiamo trovare il modo di recuperarla, non ci sono santi, cioè... Da Piazza Giovanni Paolo I ci spostiamo a Piazza Fiume, siamo a San Giacomo di Veglia. Ci arriva una domanda: cosa pensa del progetto della nuova farmacia? Beh, tutto il bene possibile, credo che sia un ottimo progetto che recupera sia un immobile diciamo datato, quindi benissimo, in più dà la possibilità a tutti i sangiacomesi di avere appunto una farmacia ma anche degli ambulatori, quindi dei servizi essenziali. Ricordiamo che in questo momento la popolazione di Vittorio Veneto ha molti anziani, quindi anche avere diciamo dei presidi nel comparto della salute sul territorio anche in maniera decentrata dà una dignità a San Giacomo che deve avere, cioè è chiaro che è un pelo decentrato, però non lo possiamo considerare come dire la ruota di scorte finché ci va bene che passi il traffico o che ci sia la zona industriale vicina e poi per il resto ce lo dimentichiamo. È bene che abbia tutti i servizi, quindi sì, secondo me quella è una cosa che va percorsa assolutamente. Da San Giacomo ci spostiamo a Serravalle. Da poco il comune ha acquisito al patrimonio comunale il Teatro da Ponte. Lei cosa ne pensa di questa acquisizione e cosa fare, quali prospettive dare a questo teatro? Io ne penso tutto il bene possibile, nel senso che dobbiamo ricordarci una cosa, che la cultura non è una cosa carina che tu fai quando in televisione non c'è niente e allora aspetta che usciamo, andiamo da qualche parte, dove andiamo? Andiamo al cinema, andiamo a teatro. No, la cultura è quella cosa essenziale all'essere umano per capire di essere umano e per ricordarsi di essere umano. Quindi se ci sono delle realtà a livello certo strutturale, quindi un teatro di quel calibro, perché guardate che è un teatro che pochi posti al mondo hanno, cioè, e noi ce l'abbiamo tra l'altro in un contesto anche urbanistico strepitoso, quindi con la sua piazza, cioè è un gioiello, quindi benissimo che sia stato acquisito a livello comunale. Eccolo là, tra l'altro lo vediamo, sì, che insomma è di una meraviglia, tra l'altro ci sono le due statue vicino dell'Hermes, no? e della donna con la cornucopia, insomma quello è un contesto incredibile. E noi dobbiamo creare un cartellone teatrale da fare invidia a tutta la provincia, quello dobbiamo fare, quindi esiste già una realtà che se ne prende cura e che ha instaurato un progetto culturale, artistico, teatrale lì, che ha le forze e l'organizzazione per incrementare ed implementare tra l'altro anche l'offerta artistica. Bisogna fare le cose come sempre concertate e progettate, nel senso che ci sono tantissimi artisti che tu non li puoi contattare un mese prima, 6 mesi prima perché hai un buco vuoto e devi riempire quella serata, cioè tu devi prenotarli 2 anni prima. Di conseguenza, se noi abbiamo la certezza che venga gestito da un ente, bene, diamogli carta bianca, perché questi non sono improvvisati, sanno esattamente cosa fare, sono sul territorio da 14 anni, quindi sanno come gestire quel luogo e vanno messi nelle condizioni di gestirlo al meglio. Quindi, cioè, ci sono tutte le condizioni, perciò veramente prendiamolo questo treno, perché è fondamentale per la città. Da Serravalle ci spostiamo a Costa. Lei prima citava l'ospedale con ricordi a lei cari e l'ospedale insomma è una struttura con tutti i suoi servizi che è molto cara ai vittoriesi. Innegabile che dopo la pandemia insomma il punto di Costa abbia perso dei servizi. Molti ne chiedono la riattivazione. Ecco, come sindaco
cosa si potrà fare per ridare insomma uno slancio al polo ospedaliero vittoriese? Allora, lì sappiamo che c'è una tendenza, diciamo, a livello nazionale di grande sofferenza per tutto il settore sanitario. So molto bene perché ho una parente proprio in casa che mi racconta, insomma, è un medico di famiglia e fanno veramente molta fatica. E ho un'altra parente che proprio lavora dentro l'ospedale, quindi mi racconta tante cose. Non è solo una cosa affettiva mia che mi lega a questo ospedale, ma ricordiamoci che è l'ospedale, il presidio sanitario che deve diventare e rimanere generalista di un territorio vastissimo, perché fin sull'Alpago, voglio dire, ci sono persone che vanno lì quando hanno bisogno. Quindi assolutamente non deve essere svuotato della sua funzione, ma anzi rilanciato. E il sindaco chiaramente quello che può fare è portare questa esigenza con forza nella conferenza ovviamente di servizi del comparto sanità, cioè quella è la via, perché è chiaro che a livello comunale non puoi inventarti una soluzione se non crei rete proprio e se non fai sentire forte e chiaro però quello che è l'esigenza di penso che si parli di 200.000 cittadini che vanno lì e quindi vanno rilanciati tutta una serie di servizi, non va reso soltanto un po' lo specialistico, vanno lasciate delle cose di base, per esempio il pronto soccorso. Assolutamente non solo va tenuto ma va implementato, perché ricordiamoci che a livello territoriale noi siamo appunto all'imboccatura di un territorio che ha diversi problemi anche spesso insomma di escursionisti, quindi quel pronto soccorso è strategico, cioè può salvare la vita a tantissime persone, non possiamo permetterci di andare fino a Treviso come spesso succede, cioè lì dobbiamo avere veramente un presidio medico con tutte le attrezzature, con tutte le professionalità. Io assolutamente, se diventerò sindaca, mi batterò per questo, perché la salute è il primo diritto, voglio dire, di tutti gli esseri umani e qui non c'è, voglio dire, età che tenga, hanno tutti bisogno nel corso della vita, insomma, Certo. dalla visita ginecologica, voglio dire che anche questo è un problema, fino ai posti in rianimazione e fino al pronto soccorso, che questo è veramente una cosa che può capitare di aver bisogno a tutti, cioè quello è una cosa che veramente va presa proprio a cuore, perché è tanto importante. Spostiamoci in Val Lapisina, la zona più a nord di Vittorio Veneto. Parlavamo prima di calo demografico, questo territorio insomma ne è testimone, tante case vuote, la perdita di servizi. Il rilancio quindi della valle per voi potrà passare per dove? Allora, sicuramente bisogna riportare i servizi, però anche lì io concerterei veramente un'azione combinata pubblico-privato, nel senso che alcuni servizi, per esempio l'implemento degli autobus, per dire sì, è una cosa che può fare il comune e deve farla il comune. Non so, i medici per esempio di base, ecco, è una cosa che può favorire il comune, però se uno vuole cominciare a avere il supermercato per esempio, l'edicola, qualche bar in più ad esempio, quindi non soltanto magari a servizio dei motociclisti, ma che grazie a Dio ci sono, perché il chilometro 19 e il Bar Gallo stanno tenendo viva la valle, si è spostato se vogliamo un certo tipo di turismo più ciclistico diciamo e motociclistico, però grazie a Dio, nel senso che comunque c'è la possibilità di rilanciare. Vanno curati appunto i servizi, ma anche richiamati diciamo privati che vogliono investire lì. Per esempio per quanto riguarda la ricettività, quello è un posto favoloso perché c'è una natura strepitosa, nonostante certo i piloni dell'autostrada, ma ormai quelli ce li teniamo, però se andiamo a vedere tutto il parco Laghetti Blu, andiamo a vedere il Lago Morto, andiamo a vedere tutti i percorsi attorno, cioè quello continua a essere un paradiso. Bisogna stare attenti anche quando richiamiamo diciamo un certo tipo di turismo o di avventori per eventi che si possono organizzare, però di curare molto bene il rapporto con i residenti, nel senso che quello è un posto ideale per una persona
anche giovani coppie, perché no, che vogliano fare una vita più naturale. Però nel momento, io ci ho parlato proprio con una mia cara amica che abita proprio in una casetta vicino ai Laghi Blu, e lei mi diceva che ogni volta che c'erano i turisti, perché adesso tutto quel parco diciamo è un po' chiuso, insomma stiamo aspettando il rilancio, però le lasciavano carte, cartacce, lattine, addirittura lei andava a ripescare nei laghetti. Cioè dobbiamo stare molto attenti a questo, non dobbiamo semplicemente favorire l'uso e l'abuso del nostro territorio, dobbiamo curarlo fin nei minimi dettagli, cioè nel momento in cui anche facciamo per esempio delle convenzioni con privati, dobbiamo curare il fatto che si prendano in carico, diciamo, tutta la gestione dall'inizio alla fine, cioè va pulito anche quello che magari un altro sporca, è assolutamente necessario, perché altrimenti gli abitanti giustamente si sentono abbandonati e non attiriamo nuovi abitanti. Quindi ci sono come sempre delle sinergie, diciamo, da instaurare. Non si può dare né la colpa né il merito solo ad una categoria. Dobbiamo essere motore proprio di unione in questo senso. Ci arrivano ben 3 domande da casa, tutte sul tema della sicurezza, quindi faccio sintesi. Chiedono come intenda gestire la problematica delle baby gang o dei bulli, insomma, che frequentano certe zone della città e quelle più critiche in cui si verificano anche situazioni di spaccio, quindi quali azioni, come risolvere e che tipo di collaborazione poter mettere in atto con le forze dell'ordine. Esatto, allora ci sono varie cose che noi possiamo attuare come comune. Allora, innanzitutto bisogna velocemente rimettere a punto tutto il rinnovamento dell'illuminazione pubblica. So che può sembrare una cosa, come dire, di servizio ai cittadini, però in realtà quando c'è tanta luce certe cose si fanno meno, tant'è vero che certi traffici, certe cose, guarda caso, succedono di sera e di notte. Quindi quello è proprio il primo punto, ovviamente nel rispetto, come dire, cioè deve essere anche lì un'illuminazione sostenibile, cioè deve essere a LED chiaramente, cioè tutte con i crismi più moderni, ma anche fatta in modo tale, anche sul modello degli stati del nord, che non crei inquinamento luminoso, perché se no risolviamo una cosa e ricade dall'altra parte. Però questo sicuramente è la prima cosa, è il primo deterrente. Poi possiamo prendere esempio da altri comuni che hanno istituito per esempio delle pratiche virtuose di sorveglianza di alcune zone che sappiamo essere quelle clou, diciamo quelle calde. Io una ce l'ho dietro casa praticamente, quindi ho presente di cosa si parla. Se sappiamo che è lì che si svolgono, diciamo, i traffici principali, occorre un presidio anche dei cittadini sul territorio. Attenzione però, bisogna stare molto attenti di creare anche lì delle sinergie con le forze dell'ordine, perché non voglio che passi, come spesso sento, l'idea che poi il privato, il cittadino, si fa giustizia da solo. È proprio una cosa nefasta se passa questa idea. Bisogna essere molto umili, respirare molto e sapere che ci sono persone addestrate per certi tipi di intervento. Quindi quello che possiamo fare come ente comunale è creare sinergia tra i cittadini che hanno il diritto di vegliare sul proprio, voglio dire, territorio, fuori da casa loro, ma non devono rischiare e non devono intervenire. Quello che devono fare è chiamare, però a quel punto, avendo istituito già un collegamento con le forze dell'ordine sanno che quella chiamata non va trattata come tutte le altre chiamate, va trattata in maniera preferenziale e ci vogliono ovviamente degli interventi a quel punto e tempestivi. C'è una replica, un intervento da parte di un telespettatore, dice però che le baby gang hanno quasi sempre agito di giorno alla luce del sole, quindi non di notte. Quando... Vero, se parliamo di baby gang, che è anche un termine un po' così, allora io ripeto quello che dicevo inizialmente, cioè secondo me dobbiamo intraprendere delle operazioni di prevenzione, cioè attenzione che quando dei ragazzi si riuniscono per delinquere, quello è l'espressione adolescenziale di un disagio, quindi noi dobbiamo andare a conoscere quello che è il motore di quel disagio, cioè
che cos'è mancato a quei ragazzi per indirizzare tutte le loro energie fresche, giovanili, verso un fine antisociale piuttosto che verso la costruzione di bellezza o di utilità per gli altri. Allora io propongo in questi casi veramente una sinergia anche con enti del terzo settore che fanno per esempio assistenza, cura a persone per esempio con disabilità, e creare veramente dei collegamenti per cui le cosiddette punizioni esemplari siano veramente servizi sociali, da pulizia delle strade a aiuto a realtà che peraltro cercano aiuti costantemente anche in maniera volontaria, e perché secondo me in quel caso tu recuperi, e attenzione che tutto il nostro ordinamento giuridico, compresa la detenzione in carcere, dovrebbe mirare alla rieducazione di chi ha sbagliato. Se sono ragazzi, a maggior ragione, perché una mente così fresca è plasmabile, però bisogna dare degli indirizzi diversi da quelli che evidentemente fino a quel momento hanno conosciuto. Ci sono anche tanti ragazzi che abbandonano la scuola, Cioè, ci sono, voglio dire, dei disagi sociali che noi come ente pubblico abbiamo l'onore e l'onere di intercettare, anche quando magari non arriva la scuola, per forza di cose, perché magari questi non vanno neanche a scuola, o non riesce ad arrivare la famiglia perché magari le condizioni familiari sono disastrose. Cioè, se non ce ne prendiamo cura noi di questi ragazzi antisociali, cioè chi è che se ne deve prendere cura? Loro non possono da soli reindirizzarsi. L'unica è questo. Poi possiamo dargli tutti i confini DASPO urbano che vogliamo, però ripeto, arriviamo sempre dopo. Noi dobbiamo arrivare prima. Sono già le 21:56, il tempo stringe, sono arrivate anche altre domande da casa, ma noi dobbiamo avviarci verso la conclusione, quindi le ultime 3 domande. Nel caso in cui si arrivi ad un ballottaggio e lei non sia tra i 2 Certo. indicati, darà qualche indicazione di voto? No, assolutamente no, non mi permetterei mai. Se dovessimo entrare, diciamo in qualche modo rientrare dopo appunto in sede di ballottaggio, quello che farei è cercare senza dubbio delle collaborazioni con le coalizioni che a quel punto emergeranno, ovviamente contemperando le esigenze di tutti. Cioè la nostra priorità come lista civica è che il nostro programma venga portato avanti, poi che siamo noi a portarlo avanti o sia qualcun altro, cioè non è che siamo qui in cerca di meriti, siamo qui in cerca di miglioramento del nostro territorio, perché siamo prima di tutto cittadini che ci abitano, quindi andremo sicuramente a dialogare con tutte le forze in campo, come già stiamo facendo, per cercare proprio che le cose vengano fatte. Ecco, semplicemente questo. In caso di vittoria, le chiedo brevemente, una squadra di giunta è già pronta? Allora sì, ho delle idee sicuramente, addirittura pensi, da quanto siamo civica pura, ho preso in considerazione delle menti non solo esterne, ma addirittura delle altre coalizioni, perché no? Cioè, nel momento in cui dobbiamo fare delle cose, a me non interessa chi le fa, a me interessa che ci sia fedeltà rispetto al nostro programma, che però, voglio dire, è un programma talmente condivisibile che non ci sono ideologie che tengano, cioè sono delle cose che penso tutti i cittadini convengono che bisogna fare, e sono dispostissima ancora una volta veramente a collaborare con tutti. Io voglio le migliori menti e i migliori cuori in circolazione e le persone che sappiano fare squadra, perché, cioè voglio dire, se fossi io sindaca, voglio dire, io sono quello che tiene unita la squadra, ma poi sono i vari assessori e tutto l'altro concerto, diciamo, di forze che attuano le cose, non sono io. Quale città vorrebbe Luisa Camatta e Rete Civica per Vittorio Veneto? Io vorrei una città all'altezza dei suoi abitanti, all'altezza della sua storia, all'altezza della sua cultura, di quello che è successo anche proprio nelle epoche passate. Noi abbiamo veramente reperti archeologici, cioè di secoli e secoli fa, e proprio di popolazioni anche. Quindi abbiamo una storia, una cultura, un'arte, un territorio maestoso, cioè semplicemente maestoso,
e dobbiamo meritarcelo, cioè dobbiamo veramente diffondere bellezza civica, bellezza profonda, etica, proprio bellezza nell'accoglienza, bellezza nel rilancio delle imprese, nello sviluppo. Voglio una città che tutti vogliano abitare, cioè che ci invidino urbi e torbi proprio. Voglio un rilancio totale, voglio andare in centro e dire mamma mia che bello, cioè non è solo bello attorno, è bello anche dentro il cuore. E voglio la gente nelle piazze a discutere, nelle piazze a parlare, nelle piazze a vedere i concerti, nelle piazze, cioè voglio che sia proprio una città vissuta, che non ci sia paura, che non ci siano lotte interne, invidie, quello forse mi ha detto una cosa 10 anni fa, allora io non ci parlo più, no, cioè proprio reset totale, si guarda al futuro e si sta insieme soprattutto. E per chiudere, canonica domanda, perché l'8 e il 9 giugno votare per lei e per la sua squadra? Beh, perché diamo voce alla cittadinanza vera, cioè ai cittadini di Vittorio Veneto, sappiamo essere coesi perfino nelle differenze e questo per noi è una ricchezza incredibile, anche perché ricordiamoci che siamo sempre di più una società multietnica, volenti o nolenti, questo è il presente. Di conseguenza avere una squadra, avere una volontà di tenere unite le differenze di ogni tipo, anche quelle ideologiche, perché no? Significa guardare al futuro e significa recepire la realtà, il fatto di realtà proprio. Quindi secondo me votare per noi significa votare fondamentalmente per quel tessuto di cittadini che si interessano di politica, si informano da una vita, sono partecipi e hanno a cuore la città di Vittorio Veneto. Grazie Luisa Camatta, candidata sindaca per Rete Civica per Vittorio Veneto. Grazie Claudia. Con Camatta si conclude la presentazione dei 4 candidati sindaci che ci saranno alle amministrative di Vittorio Veneto, ma non si chiude il viaggio della città che vorrei in vista di questo appuntamento elettorale. Già dalla prossima settimana avremo qui ospiti le liste. Inizieremo lunedì prossimo 13 maggio alle ore 21 con la lista Mirella Bagliana sindaco e avremo ospiti qui in studio 2 dei candidati, Enrico Padoan e Laura Ceccarini, e proseguiremo alle 21:30 con la lista Giovanni Braido sindaco con ospite Giovanni Braido e Alberto Pagotto. Allora noi della città che vorrei in chiave par condicio abbiamo stabilito di assegnare ad ogni coalizione 2 ore di tempo per presentare le proprie liste. 2 ore che vengono suddivise in base al numero di liste che ciascun candidato sindaco ha, quindi nel caso di Bagliana e Braido le 2 ore vengono suddivise fra le 5 liste, quindi ciascuna lista avrà tempo 24 minuti, mentre per la liste a supporto del candidato sindaco Posocco, che sono 3, i minuti a disposizione saranno 40 per ciascuna lista. Infine l'unica lista che sostiene Luisa Camatta avrà a disposizione l'intero monte di ore, che sono 2, che suddivideremo in 3 incontri. Quindi iniziamo lunedì 13 maggio e con queste prime 2 liste per proseguire poi giovedì e avremo quindi questo appuntamento bisettimanale che si concluderà lunedì 3 giugno, così da illustrarvi tutte le liste e i loro programmi e persone. Con questo si chiude anche questa puntata della città che vorrei. Ringrazio chi ha collaborato come sempre per la buona riuscita anche di questa serata e vi do dunque appuntamento a lunedì. Buona continuazione di serata.